C'è un reparto ospedaliero del Veneziano che non si è mai negativizzato dall'insorgere della pandemia. È il dipartimento Covid dell'ospedale di Dolo dell'ULSS 3 Serenissima, che non ha mai vissuto un giorno senza ricoveri dovuti al virus, nemmeno quando il 6 e 7 agosto scorsi è stato raggiunto il minimo storico di 3 ammalati Covid nel reparto di medicina. I pazienti del monoblocco nella seconda ondata pandemica sono più anziani, l'età media è passata da 71 anni a 75, sono attivi 144 posti letto Covid, di cui 34 ad alta intensità e 14 semi-intensivi aumentabili in caso di bisogno. Da inizio marzo a fine settembre i pazienti Covid transitati a Dolo sono stati 354, l'età media dei degenti uomini è stata di 72 anni e delle donne di 81. Oltre all'infezione, nel 60% dei casi i pazienti avevano anche malattie cardiovascolari, nel 30% il diabete, il 20% una neoplasia e il 7% soffriva di obesità. Le aree Covid dell'ULSS 3, assieme alle terapie intensive, sono i reparti maggiormente interessati dalla pandemia, ha detto il direttore generale dell'ULSS Serenissima, Giuseppe Dalben, e in questa seconda ondata sono state attrezzate con strumentazioni ancora più performanti per rispondere alle esigenze dei nuovi pazienti, specialmente quelli più gravi e complessi.